Buongiorno. Ancora in attesa di cominciare, vi leggo alcuni indirizzi di saluto che sono arrivati al museo di personaggi che non sono riusciti a venire. Caro Franco, ti ringrazio come sempre dell'invito alla cerimonia che ricorda i nostri caduti durante l'operazione Antica Babilonia. Purtroppo quest'anno non potrò essere presente. È comunque importante e meritorio l'impegno che hai assunto di ricordare e commemorare quanti, inviati in quelle terre lontane e martoriate per portarvi sicurezza, stabilità e pace, caddero nell'adempimento del dovere e tornarono avvolti in un tricolore. Come tutti i soldati, marinai, guerrieri e carabinieri, andarono per adempiere ad un dovere e morirono per salvare i loro commilitoni. Che la terra sia loro lieve, che il loro ricordo sia sempre presente in noi e che il loro esempio guidi ogni giorno le nostre azioni. Generale Luigi Scollo. Carissimo Franco, mi dispiace molto non essere presente alla commemorazione dei nostri caduti nelle missioni di pace. A loro va il mio commosso omaggio e a te e ai presenti il mio più affettuoso e fraterno grazie per tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in ossequio agli ordini ricevuti e fedeli al giuramento prestato. Nel nostro caro paese, dove la memoria non è il nostro forte e le cerimonie molto spesso sanno di becero opportunismo, persone come te, carissimo Franco, danno a tutti noi una ventata di salubre aria fresca. Un fraterno abbraccio a te e a tutti i convenuti. Bersagliere generale Giuseppe Perrone, già aiutante maggiore dell'11° bersagliere e portavoce della Brigatariete in Libano e anche in Iraq. A rendere più solenne questa manifestazione sono presenti una medaglia d'argento al valor militare, il maresciallo Parmisano Giuseppe, una medaglia di bronzo al valor militare, il maresciallo Guglielmino Rosario, che furono presenti e hanno conseguito le loro medaglie al valore durante la cosiddetta battaglia dei fronti del 6 aprile del 2004. Inoltre è presente la croce d'argento al merito dell'esercito il generale Guarisco Alessandro, già comandante dell'11° reggimento bersaglieri, sempre in Iraq. Inoltre è presente la portatrice di medaglia, la signora Trevisan Lilli, che porta la medaglia del padre e che è un decorato di medaglia d'argento a Ella Manegni. È presente anche il cavalier Luca Galiberti, noto atleta del Pordenonese. Autorità civili e militari, signori ospiti, buongiorno. Oggi, 13 novembre, commemoriamo presso il Museo Storico Militare di Dotto i caduti in tutte le missioni e nei teatri operativi in occasione del 19° anniversario della strage di Nassiriya. Conosciamo bene il luogo dove ci troviamo e che ci trova tutti comunemente d'accordo sull'importanza di salvare il ricordo di coloro che hanno dato la propria vita per la nostra libertà in patria e all'estero. È bene ribadire che il Museo Storico Militare è costituito nel 2012. Nel febbraio del 2013 il Comune di Jesolo concede l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia dà il riconoscimento di museo. Nell'agosto del 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche sui luoghi della Grande Guerra locali, riconoscendolo anche quale museo regionale. Sono presenti l'APER, bandiere e gagliardetti delle associazioni d'arma e combattentistiche e di varie associazioni sociali. Inoltre sono presenti ufficiali, sottufficiali e graduati che hanno partecipato alle varie missioni, come vi accennavo prima. Inoltre i comandanti di alcuni reparti viciniori, tra i quali il comandante
del quinto reggimento artiglieria lanciamissili Superga di Portogruaro, il colonnello Francesco Mario, il comandante dell'11° reggimento bersaglieri, il colonnello Vacca, in rappresentanza tra l'altro del comandante della brigata Ariete, e il colonnello, scusate se magari non li leggo in ordine di gradi, e il tenente colonnello Liberti Vittorio, colonnello del reggimento Lagunari, il colonnello Milani Angelo del 51° stormo di Strana, il colonnello Cipriani Silvio del Simic. Poi è presente il vicecomandante della stazione di Jesolo di Rienzo e l'ispettore Senigallia Nicoletta della polizia locale. Inoltre sono presenti il commissariato di polizia di Stato e la capitaneria di Porto. E c'è anche, mi dicono, il comandante della squadriglia del 113° squadriglia. Purtroppo la cerimonia è bella, ma comporta ogni tanto che qualche nome salta. Comunque sono, come dice il cavaliere di Rocco, sono sempre tutti i benvenuti, le porte sono sempre aperte a tutti. La bandiera che verrà issata durante la cerimonia dell'alzabandiera è una bandiera che ha sventolato per 6 mesi in Iraq, giusto nella settimana successiva all'evento di Nassiriya, quando l'11° sostituì insieme alla brigata Ariete, sostituì i reparti a Nassiriya. E adesso cominciamo con la cerimonia dell'alzabandiera. Sono presenti inoltre numerose autorità civili in rappresentanza dei loro comuni di appartenenza, quale il comune di Jesolo, il comune di Portogruaro, il comune di Salgareta, il comune di Pordenone, il comune di Luzzana del Pugnano, di Musile di Piave, di Prammaggiore e di Ciccia. Nel 19° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio ai caduti di tutte le missioni internazionali. Seguiranno la corona
il commendatore Ridotto, accompagnato dal comandante il colonnello Francesco Mario e dal vice sindaco di Jesolo. Attenti! Presentare! San Marco! Onori ai caduti! Ricordiamo i caduti di questa commemorazione: Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Maiorana, Ivan Ghitti, Domenico Entravaglia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone, Massimo Fiducello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci, Marco Peci, Stefano Rollo, Caporale Matteo Vanzan, in memoria di tutti i caduti nei teatri operativi. Sì, cosa? Preghiera del Carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te eleviamo, reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice, col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia e nel mondo suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Che così sia.
prendere la parola il generale Alessandro Guarisco, già comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri in Iraq. A tutte le associazioni d'armi, anche queste delle volte con decine numerose, e a tutte le persone care a Vidotto che sono sempre presenti in questa cerimonia. Nel 2003 a novembre avveniva la strage di Nasseria e sono passati 19 anni. Subito dopo la strage un uomo, un cittadino di Jesolo, non carabiniere ma bersagliere, pensò che era importante ricordare questi 12 carabinieri caduti, 5 dell'esercito, 2 civili e anche 9 iracheni, non dimentichiamo che anche loro hanno pagato. E decise che in questo luogo dove ci troviamo oggi, che ha eretto come un sacrario, doveva essere posto un qualcosa per il futuro a memoria. E l'ha fatto lui personalmente, non era obbligato, poteva anche esimersi da certi compiti, invece l'ha fatto. Questo perché? Perché solo una persona che ha un animo, un cuore dedicato a quelli che sono i valori sia della memoria dei nostri caduti, ma anche ai valori presenti, quelli che purtroppo in questi periodi ultimamente vedo un po' scemare, no? Sta diventando un'Italia troppo litigiosa secondo i miei personali commenti, e lui invece ci ha creduto e ha creato questo luogo, e questo luogo è diventato un fulcro per tutti coloro che credono a questi valori, non solo quelli in armi, che lo sappiamo, ma anche chi non è più in armi o personale civile che magari può anche non aver prestato servizio militare, ma che reputa che sia importante mantenere la memoria e il ricordo di coloro che sono morti per noi e anche per altri paesi, per altre popolazioni, perché non c'è ombra di dubbio che possiamo dirlo, lo posso dire e confermare, non c'è più grande pacifista di un militare. Noi non portiamo bandiere di tanti colori, ne portiamo solo di 3, però siamo veramente pacifisti perché abbiamo vissuto e visto quelle che sono le realtà e gli orrori della guerra, per cui solo chi prova queste cose sa quanto sia importante la pace, e questa giornata viene anche festeggiata dai vari comuni d'Italia. Anche di Jesolo mi pare c'è una cerimonia in merito proprio per la giornata. Quindi il mio ringraziamento oggi, oltre al doveroso omaggio che ha fatto ai caduti e quindi il momento del ricordo, io voglio fare un ringraziamento a Franco, perché nella vita quotidiana noi poi ci perdiamo in queste cose, no? Pensiamo ai problemi del giorno, no? Ultimamente le bollette, però pensiamo a tante cose e bisogna ogni tanto rigenerare questi sentimenti, questa spiritualità, e Franco ne è come l'artefice, e grazie a lui che abbiamo la possibilità un attimino di ritrovarci, non solo anche tra vecchi amici, perché effettivamente è anche una giornata tra virgolette goliardica, al di fuori ovviamente della cerimonia, per rivedere vecchi volti, ogni anno che passa sempre più vecchi, però purtroppo l'età è per tutti un danno, ma è un momento per rigenerare questa nostra spiritualità e di tornare. Quindi io oggi voglio dedicare un ringraziamento mio personale sicuro, ma credo di condividere anche quello di tutti gli amici e le autorità presenti qua, a Franco Vidotto, che conserva, che è il custode di questo pezzo di terreno che è un sacrario, perché non contiene solo i caduti in Assiria, ma ci abbiamo anche per gli istriani, di tutte le armi, ed lui lo conserva gelosamente e consente a noi ogni anno di ritrovarci per poter rigenerare questo spirito. Grazie Franco Vidotto, che Dio ti dia la forza di continuare sempre così per noi, che abbiamo sempre bisogno di questo, e per i più giovani che possano
apprendere e abbeverarsi a questa spiritualità legata ai valori che non sono valori obsoleti, ma sono valori importanti, e che quando perderemo questi purtroppo perderemo anche l'Italia, secondo me. Grazie. Porta il suo saluto il colonnello Francesco Mario, comandante del 5° Reggimento Artiglieria Lanciamissili Superga di Portogruaro. Autorità militari, autorità civili, militari, associazioni combattentistiche e dame presenti oggi. Nella giornata odierna ricordiamo tutti i civili e militari caduti nelle missioni internazionali, in particolar modo nei fatti in Siria. Un ringraziamento sentito a tutte le associazioni combattentiste che hanno oggi qui presenti. Per noi i militari in uniforme, i militari in servizio, sono testimonianze di grande affetto e di vicinanza. Consentitemi di concludere il mio breve intervento con un ringraziamento particolare ai Cavalieri di Dotto, il cui sano entusiasmo e iniziativa manda avanti questo bellissimo ricordo che abbiamo qui nella città di Jesolo, ed è testimonianza appunto di grande vicinanza a noi dell'esercito e a tutte le forze armate qui presenti. Grazie. A conclusione degli interventi tiene il suo discorso il commendatore Franco Ridotto. Sì, non prendete paura se ho la cartella, è quella delle bollette anch'io. Chi mi conosce sa che sono lungo, perché chi mi dà la parola difficile me la tolga. Non è così oggi, 4 righe veramente, perché è doveroso, è giusto, è emozionante per me e sarò brevissimo. Innanzitutto, gentili ospiti, buona giornata a tutti. Saluto gli amici qui convenuti e vi ringrazio della vostra presenza. So che qualcuno non è stato nominato, vi chiedo scusa, ma voi lo capite perché siete tanti, ma troppi, nel senso, non riesco ad aggiornare la vostra presenza, ma con un abbraccio vi saluto tutti. Sapete che per me le stellette, il tricolore, e anche il buon Dio oggi mi aiuta sempre, nonostante tante battaglie e tanti colpi che arrivano dalle retrovie, però non c'è problema, noi siamo corazzati. Abbiamo le navi, abbiamo l'aviazione, abbiamo il SIMI che ci fa le strade e abbiamo i bersaglieri che combattono. Abbiamo gli amici medagliati che qui mi onorano e onorano loro, perché quello che noi facciamo, non che io faccio, perché con la vostra presenza le guardie del Presidente della Repubblica, Reggimento Corazzieri, e anche questi ringrazio ed è un onore averli qua. Non credo che dappertutto possano, perché non possano andare, ed è forse anche per questo che siamo invidiati ma non uguagliati. Non importa, noi andiamo avanti. Vi ringrazio tutti perché siete veramente la nostra Italia, in servizio civilmente e a riposo. I ragazzi, anche che non sono medagliati, ma che qui ex lagunari e non che hanno potuto partecipare, altri comandanti, siamo qui per ci crediamo qualcosa. Grazie al picchetto. Appena tornati anche loro dal Libano, sacrificano tutti questi signori militari, per dico signori, la loro giornata libera per venire qui a darci un attimo di presenza e di signor sì, perché noi diciamo sempre signor sì, anche se abbiamo un problema in famiglia si molla e si va se sono comandante e se sono comandato. Non mi tiro indietro, non ho la suocera, non ho i bambini della palestra, non ho altro cosa come. Li lasciano, li hanno lasciati 4 mesi, 6 mesi,
distanti dalle famiglie, e voi sapete che li hanno tacciati anche per mercenari. Io qua è che vado in galera se li avessi ammazzati, ma li ho ammazzati di parole, perché loro, gli altri sono i mercenari, quelli che parlano così. Provassero ad andare in Libano, provassero ad andare in Afghanistan con le mosche, provassero ad andare in qualche parte a fare qualche strada sicura 6 mesi, non 60 giorni o 6 giorni, stare in alto mare, stare nella strada, stare in aeroporto. Ecco questo, allora dico grazie a voi tutti i militari per il sacrificio che le vostre famiglie ci permettono, che voi possiamo onorare come l'abbiamo fatto, come lo faremo, perché non mi ferma nessuno e sapete che sono battaglie, ne fate tante, non importa, andiamo avanti. Ho terminato dicendo questo, ma ci tenevo a dire perché siete tanti e vi ho abbracciato tutti. Ci ritroviamo come ormai avviene da 19 anni, perché tengo a precisarlo, 19 anni, non 4 anni, a commemorare i caduti nelle operazioni internazionali, specialmente quelli di Nassiriya del 2003. Non dobbiamo dimenticarli, come non dobbiamo dimenticare. E un pensiero vada anche per l'eccidio di Kindu del 12 novembre del 61 ai 13 avieri che furono trucidati in Congo. Fa piacere che anche in altri luoghi si cominci a ricordare i nostri caduti nelle missioni di pace, dando il giusto risalto al loro sacrificio ed aver portato alto l'onore della patria. Il giusto ricordo dei nostri martiri deceduti nei vari teatri operativi o caduti in altri eventi che li ha visti li hanno coinvolti. Di nuovo ringrazio gli ufficiali, i sottufficiali e volontari presenti e che sono a testimoniarci con il loro affetto il ricordo di chi ci ha preceduto e le associazioni presenti. I sindaci, i rappresentanti di ogni comune, da ogni parte, anche loro si sacrificano e sono presenti, e l'amicizia che ci lega con questi signori rappresentanti dello Stato ringrazio con cuore, perché sono, oltre che a quello che rappresentate, so che siete degli amici di questa casa, di questo museo, che mai vi ho proibito di non andare in altre parti, forse qualcuno lo fa, e quindi con gli onori e il ricordo abbiamo sancito il nostro grazie ai nostri martiri. Io ho terminato, ho trasgredito un pochettino, vi ho detto che ero più breve, ma sapete che quel sorriso, caro comandante, cari comandanti, io sono anche fatto così, mi sono preso sta licenza, punitemi dopo, ma ce l'ho fatta. Buona giornata, viva i nostri eroi, ricordiamoli sempre. Alla prossima volta, quando volete venire, le porte del museo sono sempre aperte a tutti quanti, perché vedete che noi sbarre non li mettiamo. Grazie alle medaglie che rappresentano appunto la medaglia di Al-Alamein, le nostre 2 medaglie, 2 amici bersaglieri, appunto, che siete sempre col sorriso nonostante le vostre ferite che avete avuto con il mino, e appunto mancano anche altri, perché si ha fatto anche tanti altri, non possono sempre essere presenti, ma sono presenti con noi. Grazie a tutti quanti, buona giornata, e grazie ai miei collaboratori. Adesso ho detto, ringrazio, avete visto anche il sole cosa ci ha baciato che il mio comandante è riuscito dei carabinieri a portarci anche 2 belle carabinieri donna, pertanto vi ringrazio, anche se non possono muoversi, ma col sorriso ci siamo già ringraziati del sacrificio che anche in bus, che vuol dire grande uniforme speciale, appunto l'alta uniforme, onorano questa cerimonia, che non è così semplice anche questo. In questo che qui porti il mio ringraziamento al signor comandante della compagnia per appunto questa concessione che ha dato ai nostri caduti. Grazie. Adesso c'è un bicchiere di vino, qualcosa, e passiamoci a tutti i amici. Si ringraziano tutti i presenti per la presenza solenne in questo omaggio ai caduti. Grazie di nuovo a tutti, e non dimentichiamo che i bersaglieri imitati forse uguagliati mai. Buona giornata.